Sicuramente niuno de sa gente tua è cristiano. Per questo tu sei su mezzo del tutto del suo popolo tuo, che tu sei cristiano. Difatti, tutti i barbaricini vivono come animali, che non ha senso, non conoscono su Dio de abbiro. E credono in linnas e pedras. Tu è però, su solo fatto che tiene a credere di Dio, è andato a tutto, che è il mezzo di tutto. Ma tu però devi ponere questa vita in mano delle sue operazioni. E difatti non solo a parole tu devi fare il tuo servizio al nostro Signore, a Cristo, che tu è cresce. Tu devi impegnare, che devi impegnare la posizione tua, che sei su principale, devi ponere tutto il popolo tuo a suo battesimo e a creare la sua vita eterna. Questo è che ho appena leggito è una parte della lettera di Gregorio Magno, su Papa, a su duca, su dux ospitone, che è su principale dei suoi barbaricinos. Si immagina che ha volvido a entrata dessa puntata ha volvido questo monaco benedettino dende sa lettera a Gregorio Magno, è una miniatura antica. E difatti noi facciamo di quest'anno su 594 in Sardegna, che arrivi appunto questa lettera a ospitone, questo principale dei suoi barbaricinos. Questo è un tempo un vago particolare in Sardegna, che ha bisogno sul bizantino, che da qualche anno hanno fatto, hanno alleato torra, hanno tornato a alleare sa Sardegna antica, che vidi dei sol vandalos, e hanno tornato a ponere l'impero romano, mancare sia ormai l'impero romano d'Oriente. E su Papa Gregorio Magno da qualche anno è entrato in cattedra di Roma e si può scrivere in tutta Europa, tutto su lettera per fare vedere che Roma è presente e fare tornare fino a sa Sardegna tutta sa mano del suo cattolicesimo in Roma. E questa lettera noi diamo appunto una volta importante, un'altra volta che noi abbiamo letto fa appunto dei due personaggi, delle due persone che sono con su Papa, che su Papa manda da noi. E sono, e dimos, questo felice ciriaco, uno è un vescovo commente appunto su Papa di Roma, e l'altro è un abate, e tanto uno principale, possiamo narrare del suo monastero o delle sue abbazie. E manda appunto in Sardegna per fare rete, per fare questa conversione. Hanno visto in questa lettera infatti che narra da su Papa li narra da ospitone, solo due sono cristiani, tutti gli altri sono pagani. Tanto ora raccontiamo appunto questo, raccontiamo una volta della Sardegna importante e una volta in cui noi questa volta bisogna sul monaco benedettino e tanto pure qualche cosa di qualche regola benedettina già entrata in Sardegna. È vero che la storia narra sempre cose almedas, è vero che in questo passaggio della storia della Sardegna vediamo due persone che vanno con lettera, una da una parte da esattera, che comandano una esattera, ma non comanda su Papa, ospitone, che è comandante. Ma è un incontro da persone, per solo una cosa, a fare in mezzo a vita, no? Del suo popolo, che uno denede, e giocare questa morale cristiana che bene ha fatto in questo tempo. Questa è una storia che noi raccontiamo e vogliamo di leggere, e ben da autore che andano a Dumeta, e è una storia che la Sardegna deve conoscere sempre più. Un saluto a tutti e a un'altra volta. Tornate bocche.